Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Looking back, I know I was walking around in disguise. I was just a lost soul, I needed a guide. And the moment that you came to change my life, you fired my heart and made me smile. You and I know that I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around, world around. Who's ahead? All fading away by the minute, and I feel alive. You untwisted all of my troubles inside, like a little piece of heaven finally found. You rebuilt my heart up from the ground, and you and I know that I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around. Oh yeah, yeah. I'm a different person, yeah. Turn my world around. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around, world around. Yeah, yeah. You fired my heart and made me smile. And you and I know that. Turn my world around. Oh yeah, yeah. I'm a different person, yeah. Turn my world around. Turn my world around. I'm a different person, yeah, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around, world around. L'anno era il 2004, questa era Lola Steam degli Shapeshifters, gran pezzo con un gran tiro. Le 12, 5 minuti e 48 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Capitaneria di Porto di oggi, martedì 19 di agosto dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, come sempre vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, ma soprattutto non dimenticate fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove si trova naturalmente, dove potete trovare Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti. Vi ricordo, lui è in onda alle 15 lunedì, venerdì,
almeno in questa fase con questo tipo di orario. Dopodiché abbiamo, ça va sans dire, l'Onda Libera che sostituisce per adesso gli Autodafè di Giulio Cainarca. Da domani dalle 10:30 alle 10:35 ci sarò anch'io con una rubrica fissa, La Supposta, e che Dio ce la mandi buona. E poi la rassegna stampa di Sammy Varin, a cui sto supplendo io in questo momento fino al 29 di agosto. Voglio ringraziare ancora una volta il nostro Francesco, che mi permette come sempre di essere qui alle vostre orecchie, ai vostri occhi, se mi state seguendo attraverso i canali video della nostra radio. E poi all'1, lo sapete, ci sarà come sempre il cambio dei macchinisti a Napoli Piazza Garibaldi e salirà Sveva a condurre fino all'arrivo, a condurre dalla plancia comando tutte le magiche onde di Radio Libertà fino all'arrivo alle ore 14. Oh, allora, bella gente, il telefono è aperto già da adesso, 0292947222, se avete voglia di dire la vostra su qualsiasi cosa, perché sapete che questa parte è a tema libero. Dopodiché avete anche le vostre zappe, 340 670 9659, se avete voglia di dire la vostra invece attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia, sì. Diamo un'occhiata alle agenzie naturalmente, poi alle 12:40, 12:45 più o meno avremo con noi Gian Andrea Gaiani, il direttore e fondatore di analisidifesa.it. Lui ha registrato con me una conversazione a proposito, per fare il punto della situazione sull'Ucraina, su quello che sta succedendo, alla situazione sul campo. Avrete modo di ascoltare le sue parole e poi naturalmente avremo modo di discuterle se vorrete, oppure c'è il mercatello, ci sarà il mercatello, parleremo di uno dei miti degli anni 70 e 80, delle vacanze 70-80, che era la tessera dell'Interrail, che faceva sentire già grandi perché si poteva girare con 4 soldi tutta l'Europa e si poteva andare a conoscere questo continente, sperando anche, diciamo così, di fare qualche amicizia affettuosa da riportare poi a casa, a cui scrivere qualche lettera, chi lo sa, vedremo. Insomma, se voi avete fatto l'Interrail, raccontateci già da ora i vostri ricordi, raccontateci come è andata, qual è stato il paese più curioso che avete visto, la cosa più curiosa che vi sia successa mentre eravate a fare l'Interrail. 340 670 9659 oppure 0292947222. Ma vi ricordo che comunque il telefono e la zappa oggi, soprattutto in questa parte di trasmissione, sono aperti a qualunque tipo di vostro intervento. Allora, vediamo un po' l'ADN Kronos con le ultime notizie. Ucraina, Lavrov, Trump vuole una soluzione duratura, Italia-Francia, Ginevra per il vertice Putin-Zelensky, i media, l'incontro potrebbe essere organizzato in Ungheria, il presidente ucraina a Washington, passo davvero significativo, nella notte massiccio attacco della Russia contro l'Ucraina. La decisione, US Open, Sinner verso il ritiro dal doppio misto, ora il recupero è la cosa più importante. Pippo Baudo, camera aperta, camera ardente, aperta fino alle ore 12. Amadeus, non esistono eredi, ma Fiorello è l'unico che può fare il varietà. Il clima, caldo record addio, arriva la burrasca di fine estate. Tornano piogge e temporali violenti, giù le temperature, ma c'è una telefonata. Pronto, chi è là? Sì, buongiorno signor Danna, sono Giovanni da Milano. Buongiorno Giovanni. Volevo innanzitutto ringraziarla per la sua rassegna stampa mattutina. Ho ripreso a sentire la radio con una rassegna stampa degna del nome, in quanto la non rassegna stampa condotta precedentemente è un po' per quanto mi riguarda stucchevole, soprattutto per quanto riguarda le canzoni, che insomma, delle canzoni che vengono trasmesse dagli artisti indipendenti. Ho lo stesso, voglio dire, opinione che ebbe Fantozzi quando, dopo la visione del film L'Armata Potionkin. Comunque la ringrazio perché riesco a seguire la radio con lei. Grazie molto, buongiorno.
Io ti ringrazio, per carità, delle belle parole, però sarei disonesto intellettualmente, scorretto e scortese verso un fior di professionista quale è Samuele in arte Semmivarin. Se non ti piace la musica, mi dispiace per te. Però a Semmi bisogna dare atto intanto di due cose. Prima di tutto quell'uomo c'ha 50 anni di radio sulle spalle, e onore al merito, perché non si dura 50 anni nello stesso settore, accumulando un bagaglio culturale, tecnico, di personalità come quello di Semmi. Uno. Due, viva Dio che c'è ancora uno come Semmi Varin che va in giro a cercare gli artisti indipendenti. Vi possono piacere, vi possono fare schifo, però cazzica, io preferisco uno come lui che si sente 500 CD che gli arrivano, la musica, o va in giro per locali, eccetera, eccetera, però almeno trova dei ragazzi che ci provano, anziché l'ennesimo talent del Menga che francamente ha rotto le palle. Ora, visto che siamo in tema di morti illustri, Pippo Baudo, sapete come ha scoperto Albano? Sì, lui andava a mangiare a Milano in un locale che si chiamava Il Dollaro, era dalle parti di via Vittor Pisani, qualcuno mi corregga se sbaglio. Si chiamava Il Dollaro perché un pasto costava 660 lire, che negli anni 60 era il cambio per avere un dollaro. E a un certo punto, un giorno è andato a pranzo e è arrivato sto cameriere che, anziché pigliare la comanda, ha tirato fuori la chitarra, ha cominciato insomma, strimpellava. Ecco, quel cameriere di giorno lavorava alla Brera e la sera andava a servire ai tavoli per campare. Si chiamava Albano Carrisi. Pippo Baudo gli diede il biglietto da visita, gli disse: vieni domani alla Rai e vieni a fare la televisione. Ecco, se permettete, io preferisco gente così, che almeno riconosce il talento e ve lo propone. Poi vi può stare sul culo, per carità, vi può stare antipatico il cantante che vi viene offerto, però dai, non diciamo queste cose su Semmi. E poi lui ha la sua personalità e conduce la rassegna con la sua personalità. Quindi diciamo che si tratta di De Gustibus, perché, amico mio, se tu leggessi i miei hater che non apprezzano la musica che mando o il modo in cui faccio io la segna, e beh, amen. Cioè, a un certo punto, sai, le opinioni sono come l'ombelico, c'è anche un detto molto più volgare, ma le opinioni sono come l'ombelico, ognuno ha il suo, per cui permettetemi, io voglio spezzare questa lancia a favore del buon Semmi, che sarà di nuovo dei vostri, dal 1° settembre alle 7:30 del mattino. Io invece tornerò il 22 settembre alle 18 come sempre con la sesta stagione di Zoom, perché sì, mi fermerò un pochino pure io, perché se no qua tra poco facciamo Radio Danna Libero, no? Non è il caso. Allora, no, scherzi a parte, io amo questa radio e amo lavorare in questa radio, amo fare la radio, però è altrettanto vero che la radio non è mia, non è che posso fare il cavolo che voglio io, ci mancherebbe pure. Oh, vi dicevo del tempo, signore e signori, questo è il momento meteorologico della Capitaneria, quindi la DN Kronos ci dice che addio al caldo record con l'arrivo del maltempo e la burrasca di fine estate. È ufficiale, domani mercoledì 20 agosto crolleranno le temperature, inizialmente al nord, poi da giovedì anche al centro. Una perturbazione atlantica decreterà quindi la fine del caldo africano di Caronte. Solo al sud resisteranno temperature oltre i 35 gradi fino a sabato. Però abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Bentornato, che mi dici? Che hai ragione su Semmi hai ragione da vendere. A me piace sia il modo in cui conduce la sua non rassegna stampa, come la chiama lui, no? E quindi e anche la musica, hai ragione, trova degli artisti di talento che nessuno conosce e quindi mi piace anche questa cosa qui. Non è detto che la tua rassegna stampa sia brutta, attenzione, è solo uno stile diverso, quindi Sì, complimenti appunto, anche a te.
Grazie. No, ma poi sai, ti ripeto, hai fatto bene a sottolineare 'sta cosa. Cioè, io preferisco uno come a lui che arriva, ti sente cantare e ti dice: "Dammi il disco, dammi la cosa, e non quei cuccioli di presunzione che io devo sentire: "Oh sì, accetto il tuo commento, ma guarda io ho messo più pathos nell'interpretazione, oh io qua, io là". Ma vabbè, lasciamo stare. Comunque grazie Simone, un abbraccio. Allora, torniamo a noi, al tempo. Lorenzo Tredici, siamo sull'ADN Cronos, meteorologo responsabile dei media del meteo.it, conferma l'addio del caldo africano e l'arrivo di piogge battenti. Nel dettaglio, le prossime ore vedranno l'ultima impennata delle temperature su gran parte dello stivale, con massime fino a 36 gradi a Foggia e Oristano, Firenze, Catania, Sassari, Siracusa e Terni a 35 gradi. In pianura padana difficilmente supereremo i 33 gradi, quel valore record che la scorsa settimana fu registrato in Liguria di notte. La scorsa settimana infatti registrammo 33 gradi di temperatura minima durante una notte speciale definita dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale notte supertropicale, quando le minime non scendono sotto i 30 gradi. Adesso le minime sono le massime, tra qualche giorno le massime saranno altri 10 gradi in meno, specie al nord. In sintesi, dai 40 passeremo ai 25 gradi durante le ore centrali del giorno. Il risvolto negativo è che la pioggia sarà abbondante e accompagnata da fenomeni violenti. Il caldo, accumulato dal 7 agosto in poi con 40 gradi continui su alcune zone del centro-nord, ha creato una condizione iniziale molto pericolosa. Il calore si trasformerà in energia, in combustibile per i temporali. Le masse d'aria molto calde e leggere verranno spinte verso l'alto, favorendo condizioni ideali anche per forti grandinate. La circolazione ciclonica in arrivo potrà poi causare qui anche alcune supercelle a causa del wind shear, la differenza di direzione del vento alle varie quote, cioè quei temporali a forma d'astronave capaci di produrre anche tornado e downbursts violenti. La possibilità esiste, non è remota, speriamo solo che l'impatto sia meno forte del previsto. Quindi cominciate a prepararvi perché qua ho l'impressione che arriveranno grandinate come Dio comanda. Abbiamo almeno questo è il timore che mi viene leggendo fino ad ora. Però c'è un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Ornella da Lecco. Oh, cara Ornella, buondì. Ciao. Allora, io a differenza della telefonata la prima, diciamo, ammiro molto, mi piace molto Sammy, e ammiro molto anche te, naturalmente. Ecco. Grazie. E mi piacciono molto anche le sue musiche, cioè mi piace come conduce Sammy, mi piace molto, ecco. E che tu sei molto bravo. E poi volevo chiederti una cosa, perché stamattina poi io sono dovuta uscire, hai raccontato l'aneddoto di Gesù che le hanno chiesto come fa a camminare, cioè come Sì. fa a camminare sulla... Sì. Mi dici la morale di questa roba qua? Ecco, appunto, allora praticamente Magnaschi nel suo Diritto e Rovescio ha Sì? raccontato di aver chiesto a questa nuova intelligenza artificiale di raccontargli una barzelletta su Gesù. Sì. La macchinetta gliel'ha raccontata, dopodiché gli ha detto: "E ora me ne racconti una su Maometto?" E la macchinetta gli ha risposto che: "Io sono un'intelligenza che non crea, scontri e non crea situazioni di offesa perché non intendo offendere figure religiose. Quindi dobbiamo desumere che secondo l'intelligenza artificiale Gesù non è una figura religiosa, quindi si può fare No. ironia, raccontare una barzelletta. Certo. Mentre invece Maometto è una figura religiosa, quindi zitti e muti." Ah. Eh. Volevo appunto una delucidazione su questa roba. E La poi mia volevo dirti delucidazione un'altra è che dimmi. No, volevo dirti anche, tu parlavi anche stamattina, vabbè, poi sono dovuto che nessuno parla del Sud Sudan. Sì, Io esatto. ho sentito Papa Leone domenica che ne ha parlato, solo lui però, Ecco appunto, solo lui. Tu Solo pensa lui che ne ha io parlato. È passata l'ora di Bergoglio, grazie al cielo. E ecco poi appunto. niente, volevo dirti basta, ti ascolto tutte le mattine, mi piace tanto Sammy, che lo saluto, e grazie. No, grazie a voi perché noi esistiamo perché voi altri ci mettete quelle 2 belle cose che avete, da un lato e dall'altro della testa, cioè le orecchie, e anche quella bella cosa che c'avete nel mezzo che è il cervello, perché la radio esiste per questo, a differenza della televisione. Quindi
Noi esistiamo in virtù del vostro cervello e delle vostre orecchie, se no vi basta girare una manopola e noi abbiamo finito di esistere. Diceva giustamente Ornella, del Sud Sudan non parla nessuno tranne il Papa. Ecco, ne parla anche The Guardian Weekly e The Atlantic, con un titolo. The Atlantic ha tra l'altro pubblicato delle foto fatte dalla grande fotografa Anne Applebaum, che è stata lì di recente e ha scattato delle immagini che da sole raccontano una storia, e il titolo giustamente del servizio di The Atlantic, ve lo traduco dall'inglese: in un mondo post-americano l'avidità e il nichilismo stanno distruggendo il Sudan. Quindi questo è quanto dire. Io poi oggi pomeriggio o domani scriverò un pezzo per Italia Oggi su questa cosa, ma naturalmente questo poi, se avete Italia Oggi, ve l'andate a leggere, perché io non è che mi posso mettere a fare l'autoreclam nella rassegna stampa del sottoscritto. Vi stavo dicendo del clima. Allora, arriviamo al finale delle previsioni del tempo pubblicate dall'ADN Cronos sulla base del meteo.it. Nel dettaglio, signore e signori, martedì 19, al nord, sole, temporali più presenti sulle Alpi, in pianura al nord-ovest entro sera, e vai. Al centro, sole, occasionali temporali sulle zone montuose. Al sud, prevalenza di sole ovunque. No, e allora devo mettere la Vespa giù in garage stasera. Mercoledì 20, al nord, forti temporali e calo termico da ovest verso est. Al centro, peggiore in Toscana e Marche con forti temporali, altrove condizioni variabili. Al sud, caldo e cielo poco nuvoloso. Giovedì 21, al nord, ancora temporali e ulteriore calo termico. Al centro, maltempo con temporali e crollo termico. Al sud, instabile in Campania con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso. Tendenza: ancora rovesci sparsi venerdì, weekend in prevalenza soleggiato, ma con qualche acquazzone, temperature in diminuzione. Così è la volta buona che finalmente riesca a montare la ruota nuova di dietro della Vespa e a spostare la ruota che adesso c'è dietro come ruota di scorta, perché io vi giuro, è da una settimana, da prima di Ferragosto, che c'ho qua accanto alla scrivania sto cerchione col copertone nuovo montato dagli amici di Obbimoto in quel di magenta, la gomma nuova, però vi giuro ha fatto un caldo tale che ogni volta che dicevo ora scendo, metto giù la Vespa nel garage, la corico, smonto la ruota, ci monto mi veniva una sudata solo a pensarci e non lo facevo, lo ammetto. Quindi approfitterò di questi giorni di fresco e di pioggia per poter fare un po' di meccanica. Perché io poi devo fare un viaggio, e questo viaggio poi ve lo racconterò quando riprenderà Zoom il 22 di settembre, perché andrò a trovare un nostro amico in un bel posto d'Italia, non aggiungo altro, vi lascio con il dubbio. Allora, quindi insomma, arriva l'acqua già da stasera nel nord-ovest, mi raccomando, coglietevi il Robby, ritirate i panni stesi al sole, approfittatene fino a oggi pomeriggio, dopodiché, ladies and gentlemen, finalmente stanotte forse riusciremo a dormire più serenamente, senza tutto il caldo in casa, senza bisogno di ventilatori, di aria condizionata e di tutto il resto. Si sono fatte le 12, 25 minuti e 32 secondi in questo momento. Andiamo a vedere altre news che ci vengono offerte dai giornali. New York, focolaio, no, questa è sempre l'ADN Cronos. New York, focolaio e legionella ad Harlem, 5 morti, 108 casi confermati. Corea del Nord, Kim, serve l'espansione radicale dell'armamento nucleare. Trump e l'elogio alla Meloni, questa l'abbiamo già detta, grande leader di ispirazione, governerai a lungo. Napoli, ispettore di polizia accoltellato e ucciso in casa, caccia al killer, l'omicidio sarebbe maturato in ambito familiare. Poi vediamo un po' che altro c'è. Pippo Baudo nel 2008 confessava a Ether Parisi, la TV di oggi mi annoia.
diciamo che annoiava da un bel pezzo. Bassetti minacciato di morte, capita quando la politica invade il campo della scienza. Si tuffa in mare a Polignano, sbatte la testa sugli scogli, morto 23enne, un abbraccio forte a lui e alla sua famiglia. West Nile, 21 casi nuovi nel Lazio, 5 con sindrome neurologica. Torino, incendio in palazzina a Rivalta, morta 28enne, in ospedale anche il padre, mamma mia. Ma una notizia allegra, un po' di speranza, ecco, ci vorrebbe un po' di speranza ogni tanto, è vero, fa un caldo porco, siamo tutti d'accordo, succedono tante cose drammatiche, quello che volete, ma ogni tanto un po' di speranza, senza arrivare a quelle robe, diciamo, da regime fascista, che c'erano solo buone notizie sui giornali dell'Italia del Duce. No, questo no, perché se no significa estraniarsi alla realtà, ma un po' di speranza non guasta mai. Vediamo un pochettino l'Aggi. Per 10 anni incassa la pensione della madre morta nel 2015, denunciata per truffa. Complimenti. Vediamo un po' che altro c'è. Eter Parisi pubblica un'intervista inedita a Baudo, mi preoccupa sparire. Anche la Feltrinelli ricorre alla copia antifurto. Cos'è la copia antifurto? Questa mi incuriosisce. E poi allo Zoo Safari di Fasano nasce un cucciolo di gorilla, il primo in Italia dopo 50 anni. Cos'è sta storia della copia antifurto qui sull'Aggi? State un po' a sentire. Dopo il pacco antifurto del caffè della Conad, ora la Feltrinelli corre ai ripari dopo i furti del DSM-5, manuale diagnostico di psichiatria da 179 euro a copia. Dopo il pacco antifurto del caffè, scrive l'Aggi, ora c'è anche il libro a prova di ladro. L'opera in questione è sugli scaffali della libreria Feltrinelli di Viale Marconi a Roma. Un pezzo che non può mancare a chi segue corsi di studio per aspiranti psicologi o psichiatri. Si tratta del manuale diagnostico e statistico di disturbi mentali, quinta edizione della Raffaello Cortina Editore. Sul ripiano in bella mostra, assieme agli altri titoli della materia, al posto del volume c'è la sua copia esatta, uguale in tutto e per tutto all'originale. Colore, scritte e dimensioni. L'articolo è anche in cellofanato. Chi è interessato all'acquisto col facsimile va alla cassa, paga e riceve il mattone di carta firmato dall'American Psychiatric Association, curato da Gini Colò e Pompili, di 1344 pagine a prezzi record. 179 euro se si vuole il libro con la copertina rigida, 154 se flessibile. Sono libri che costano parecchio, quindi vengono rubati più degli altri, spiega un addetto alle vendite. È la casa editrice a fornirci il testo con allegato la copia antifurto. Ma i trattati scientifici non sono gli unici a essere nel mirino dei taccheggiatori in libreria. Principalmente, continua l'operatore, sono 3 le pubblicazioni che vengono rubate. I titoli della piccola biblioteca Einaudi, gli Adelfi e della piccola biblioteca Adelfi. Di questi, in una volta sola, sono riusciti a portarne via anche una decina. Salute! Noi cerchiamo di stare con gli occhi aperti, aggiunge, ma in certi momenti siamo in pochi al lavoro, oppure troppo indaffarati. La persona malintenzionata infila tutto in una borsa schermata e passa tranquillamente i varchi allarmati all'uscita. Però, a sentire chi lavora nel settore, pare che i libri non vengano rubati solo da chi non ha soldi, ha esigenza di leggerli e dunque decide di passare alle maniere illegali. C'è anche un'altra spiegazione: esiste un mercato nero. Le copie sottratte vengono rivendute. Me ne sono accorto, conclude l'addetto Feltrinelli, una volta che ero andato al mercato di Portaportese. I libri che qualche giorno fa erano in libreria li ho rivisti sulla bancarella. Ah, andiamo proprio bene, andiamo. Ma io suggerirei a questo punto, vedete, aveva ragione Umberto Eco, i libri si parlano tra di loro e una seria indagine poliziesca deve riuscire a provare che i colpevoli siamo noi. Ma io a questo punto suggerirei una soluzione tratta dal Nome della rosa di Umberto Eco, appunto. Si potrebbe prendere una copia di questo bellissimo manuale che costa 179 euro tondi, e questa copia la si potrebbe spalmare sul bordo di ogni pagina per 1344 pagine di un veleno molto potente, in modo tale che più lo si legge, più ci si avvelena, prima si muore leggendo il libro maledetto.
nel caso del nome della rosa, il libro maledetto era La poetica di Aristotele. Il manuale da 179 euro maledetto non è, però potrebbe essere un metodo antifurto molto efficace. Ovviamente sto scherzando e ovviamente sto suggerendo qualcosa di paradossale proprio in virtù del libro scritto da Umberto Eco nel 1980, ma è chiaro che non è che ora la Feltrinelli pigliano e spalmano di veleno per i sorci il bordo del manuale, dai, su, insomma. Però effettivamente anche sto fatto delle copie rivendute, no? Il mercato grigio delle copie rubate e poi rivendute. Per non parlare di tutta la roba fotocopiata, cose così, insomma. Un bel dramma. Va bene, andiamo in pausa. Non rubate i libri alla Feltrinelli e in generale non rubateli in giro. Pausa, ci sentiamo Plastic Ono Band, Give Peace a Chance, 1969, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. One, two, three, four. Everybody talking about bagging and tagging and bagging and tagging, bagging and tagging. This is a bag, it's a bit of all we are saying is give peace a chance. That's all we're saying. All we are saying is give peace a chance. Yeah. Come on. Everybody's talking about ministers, citizens, Pharisees, and Sadducees, bishops and bishops, rabbis and rabbis, rabbis. All we are saying is give peace a chance. What we say? Give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Give it a chance, baby. Give it a try. Right. Let me tell you now. Everybody's talking about revolution, evolution, isolate, regulate, integrate, meditate, animate, congratulate. All we are saying, keep talking, is give peace a chance. Is that a salvation? All we are saying, let's hear it from West Coast, is give peace a chance. Oh, let's listen to it. Everybody's talking about Johnny Lopez, Jimmy Lee, Romery, Tommy Snubbers, all the dealers, Tommy Good, Eric Taylor, Norman Baylor, Alan Luther, Hardy Good, Hardy Good. All we are saying is give peace a chance. Come on. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Let's do it for the hippies and the yippies. Yeah. All we are saying is give peace a chance. Let's do it for people now. All we are saying is give peace a chance. È quello che stiamo dicendo tutti, date una possibilità alla pace, che è sempre bene. Nel 1969 con John Lennon e Yoko Ono e la Plastic Ono Band contro la guerra del Vietnam per invitare Richard Nixon a chiudere quella guerra, poi la chiuse nel 73 e adesso l'augurio naturalmente è che la si chiuda in Ucraina. Ma abbiamo una telefonata, signore e signori, allo 0292947222 qui sulle magiche onde di Radio Libertà per Capitaneria di Porto. Antonino Danna al microfono con voi. Pronto? Chi è là?
Eccomi, Michele Caruso. Che fine avevi fatto? Un saluto, noblesse oblige. Madame, monsieur, bonjour. Comment ça va? Tout va bien? Bien, monsieur. Antonino, da quanto tempo che non ci si sentiva? E beh, che fine avevo fatto? Mi sono goduto le mie splendide vacanze al mare delle nostre parti, nella bella Calabria. E così sono stato alle Cappelle, isola di Caprizzuto, con il mare cristallino, le spiagge incontaminate. Sono veramente potuto godere queste ferie al mare. Beato te. Allora vai col punto. Quando tornerà Zoom, il Grande Time Mezze Fatti dalle 18 alle 20 su Radio Libertà? Il 22 di settembre. Ah, il 22 settembre. Beh, Sì. non ci manca poi così tanto, dai. Lo so, ma me ne vado in ferie un poco pure io. Beh, quando andrai? Dal 30 di agosto fino al 21 settembre. Beh, dai, insomma, sono meritate queste vacanze anche per te, Antonino. Vado Grazie. col punto? Vai. Il punto di Michele Caruso. Zelensky a Washington, un passo importante. Lavrov, Trump vuole arrivare alla pace. Il ministro degli esteri russo aperti ogni incontro bilaterale o trilaterale. Macron, cauto, l'UE siede al tavolo. Metsola il vertice può segnare la svolta per la pace. Starmer presiede un'unione dei volenterosi. Dunque bisogna ancora aspettare perché si depongano le armi e si trovi una tregua, ma sull'altro versante non meno importante si parla di una nuova proposta per un possibile cessate il fuoco a Gaza, a Rio sul tavolo di Hamas, al Cairo, e Hamas dice sì, e la palla quindi finisce di nuovo nella metà campo israeliana, ma viene prontamente calciata sulle tribune proprio dal presidente degli Stati Uniti, massima potenza mondiale, Donald Trump, per cercare di rompere l'impasse che ha messo in un angolo buio la diplomazia, mentre l'IDF si prepara all'invasione totale della striscia di Gaza. I mediatori del Qatar e d'Egitto hanno proposto una tregua iniziale di 70 giorni per poter avviare negoziati e rilascio in 2 distinte tranche dei 49 rapiti israeliani fra vivi e morti. 10 ostaggi vivi, 18 morti liberi subito se la controparte accetta, ma dello Stato ebraico è filtrato il gelo, vogliono tornare a discutere di un accordo perché temono che si vaderà a Gaza, ha rilevato il governatore Netanyahu. Prima di dare così la sua risposta, Hamas si è consultata con i propri leader e con le sue altre fazioni palestinesi, in particolare con la Jihad islamica, facendo sapere da una fonte del tavolo di mediazione egiziano che ha spiegato che il nuovo schema costituisce una bozza, un accordo quadro per avviare negoziati per un cessate il fuoco permanente, in primis nella cornice di tregua lontano da qualsiasi giudizio che duri almeno 2 mesi. E dunque, Antonino, io ti chiedo, tu hai fatto ascoltare un bellissimo brano che invita proprio a lasciare una chance alla pace del mitico John Lennon, leader dei leggendari Beatles. Io ti chiedo quanto ci vorrà perché veramente le bombe tacciano, si depongano le armi, si trovi una tregua, ci sia spazio per il dialogo, che abbia la meglio diplomazia. È in terra ucraina, in questa guerra russo-ucraina che ormai sembra non avere fine, e anche ad Hamas sulla striscia di Gaza, dove questa guerra fratricida dura fin dai tempi dell'Intifada e adesso è ritornata sul territorio del fondamentalismo islamico. Da Michele Caruso, grazie e alla prossima. Quanto tempo ci vorrà? Io non ho la palla di vetro, però per quanto riguarda l'Ucraina, tra poco ce lo dirà Gianandrea Gaiani e i tempi forse potrebbero essere ormai abbastanza chiari, anche perché più il tempo passa, più le condizioni naturalmente poste dai russi possono diventare meno elastiche e più impegnative per Kiev. Per quanto riguarda la soluzione medio orientale, come fai a mediare con uno che per statuto ha deciso che ti deve distruggere?
Non si può avere un dialogo con gente così, ma è altrettanto vero che ci vogliono quei 50 ostaggi israeliani vivi o morti che tornino a casa, La guerra è cominciata per questo motivo, perché degli innocenti sono stati scannati e rapiti. Questi sono i fatti. Va bene, allora a questo punto, visto che vogliamo dare alla pace una possibilità, io vi dicevo, ho avuto questa chiacchierata con l'amico Gianandrea Gaiani, direttore e fondatore di analisidifesa.it, per cui bella gente, alle ore 12 e quasi 42 minuti, io chiederei al nostro Francesco, ringraziandolo per il servizio e aspettandolo domani alle 8:30, di mandare in onda il faccia a faccia con Gianandrea Gaiani e poi a luna subentrerà Sveva. Grazie ancora Francesco, vai pure con il faccia a faccia con Gianandrea Gaiani. E allora io ho il piacere di ritrovare un amico, oltre che un collega di tutto rispetto, perché è fondatore e direttore di analisidifesa.it, Gianandrea Gaiani. Gianandrea, allora io intanto ti ringrazio, ben trovato, io ti ringrazio per il tuo tempo e come sempre per la tua disponibilità. Senti, ieri questo meeting tra Trump e Zelensky, leader europei, di cessate il fuoco non se ne parla più, si parla di un potenziale possibile, futuribile trilaterale entro la fine del mese, ma i russi ce la faranno a ottenere qualcosa in più sul campo, secondo te, prima di questo trilaterale, o è solo una tattica dilatoria? Ma allora, che i russi possono ottenere qualcosa in più è fuori discussione, perché i russi continuano ad attaccare e soprattutto ad avanzare su più fronti, quindi diciamo che i due obiettivi strategici russi, i due capisaldi ucraini sui cui i russi stanno concentrandosi, che sono Kostantinovka e Pokrovsk, sono alla portata delle truppe russe, ormai sono aree circondate quasi completamente, dove gli ucraini sono sempre più in grave difficoltà. Vedevo ieri il report del comandante delle forze armate ucraine, il generale Sirski, che parlava di situazioni difficili lungo tutto il fronte. Loro si aspettano, gli ucraini, una grande offensiva russa nel settore di Zaporizia, dove la pianura potrebbe consentire, una volta sfondate le linee ucraine, un'avanzata molto rapida con formazioni corazzate. Lo vedremo. Quello che però invece è importante sottolineare degli incontri di ieri a Washington sono, a mio parere, due aspetti. Intanto che è stata una bella chiacchierata del tutto inconcludente, nel senso che Trump ha spiegato di fatto ai leader europei, a tutta la processione dei leader europei e a Zelensky gli accordi che lui ha fatto con Putin in Alaska. Anche quello che tu hai sottolineato, non si parla più di cessate il fuoco. Putin ha detto che un cessate il fuoco non ha nessun senso, perché un cessate il fuoco vuol dire smettere di combattere, e in questo momento in attesa di negoziare un accordo. Ovviamente gli ucraini hanno tutto l'interesse ad avere un cessate il fuoco e a prolungare poi i tempi del negoziato. Perché? Perché gli ucraini sono in difficoltà, hanno poche truppe, poche armi, poche munizioni, e queste difficoltà crescono col tempo, mentre i russi col tempo si rafforzano. Quindi un cessate il fuoco è solo negli interessi degli ucraini e gli russi non potevano accettarlo. Quello che è importante ed è accaduto in Alaska è che che Putin ha convinto Trump che quello che bisogna fare non è un cessate il fuoco, una tregua, ma un accordo che concluda la guerra. E questo significa cessioni territoriali da parte degli ucraini, accettare di non entrare nella NATO. E Trump ha spiegato tutto questo ai leader europei e allo stesso Zelensky, e ha chiesto a Zelensky a porte chiuse, a quanto sembra: sei disposto a cedere i territori? Perché se l'Ucraina rifiuta la cessione dei territori, che sono, Putin potrà fargli uno sconto su alcune porzioni delle regioni di Kherson e Zaporizia, ma si tratta di una cessione di circa il 19-20% del territorio ucraino, incluso la Crimea, quindi un quinto del territorio ucraino. Perché se Zelensky non è disposto ad accettare questo, non si va da nessuna parte. Cioè, insomma, è la dottrina che Putin aveva
enunciato quando ha detto che dove arriva il piede del soldato russo lì diventa automaticamente nostro territorio. È evidente che gli ucraini hanno combattuto con molto coraggio per 3 anni, ma è altrettanto evidente che i russi comunque hanno avanzato e vinto questa guerra sul campo. Chi ha conquistato terreno sono certo loro, non sono certo gli ucraini. Allora, però la domanda che io mi pongo è questa. Nel corso di questa guerra i russi hanno perso un incrociatore come il Moskva, non è stato sostituito. Si è diffusa l'idea che in fondo i loro generali abbiano come unica strategia quella del rullo compressore, perché qui abbiamo bombardamenti a tappeto, avanzate che costano decine di migliaia di morti in maniera molto brutale, la componente dei droni, il ritorno delle trincee come nella Grande Guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo però mi sembra che a petto della solita narrazione della Russia come nazione invincibile sul campo, insomma, mi sembra che comunque come nazione i russi siano anche un pochettino in difficoltà, o no, da un punto di vista tattico? Ma allora, i russi, intanto attenzione ai numeri, noi continuiamo a riempirci la bocca di 1 milione di soldati russi uccisi, dando retta a quello che dicono gli ucraini. Lo stesso anche i russi dicono davvero che gli ucraini uccisi sono più di 1 milione. Poi mi guardavo a Mediazona, che è questo sito di oppositori a Putin, che sta nei paesi baltici e che ha certificato, è riuscito a dimostrare un numero di caduti russi intorno ai 120.000 dall'inizio della guerra, che sono tanti, ma non sono 1 milione. Mentre il sito War Tears ucraino, che anche lui come Mediazona va a cercarsi i necrologi dei soldati per contare i caduti, parla di 760.000 soldati ucraini uccisi. Adesso io non prendo per vere nessuna di queste cifre, però attenzione, io ho sempre sostenuto che le perdite ucraine sono necessariamente molto più alte di quelle russe, perché i russi hanno sempre avuto la superiorità in potenza di fuoco e oggi, e da diverso tempo, da 2 anni a questa parte, questa superiorità è schiacciante. I russi bombardano con migliaia di bombe ogni mese che sono bombe guidate lanciate dagli aeroplani di precisione, hanno una superiorità dell'artiglieria di 8-9-1, hanno una maggiore potenza di fuoco. Non si è mai visto in una guerra chi ha una stragrande maggioranza di potenza di fuoco, dominanza di potenza, subire più perdite di chi invece questa predominanza non ce l'ha. Quindi, detto questo, i russi hanno compiuto un errore quando hanno attaccato l'Ucraina pensando che con una scampagnata avevano 1/4 delle truppe schierate che appartenevano alla Rosguardia, che è quella forza di sicurezza interna. Loro si aspettavano di fare un grande show militare, l'esercito ucraino si sarebbe arreso, Zelensky sarebbe scappato e avrebbero messo a Kiev un governo filorusso. Così non è andata, si sono riorganizzati per combattere una guerra lunga, lo hanno fatto molto bene perché hanno ripreso la produzione industriale. Oggi, lo ammette la stessa NATO, la Russia produce, l'industria della difesa russa produce in 3 mesi quello che tutto l'Occidente, Stati Uniti più Europa, producono in 1 anno, quindi una superiorità industriale, una capacità industriale superiore a quella degli Stati Uniti, di tutta la NATO, a fronte del fatto che la Russia spende per la difesa 1/9 di quello che spende tutta la NATO, e questi sono dati importanti. La Russia è riuscita a rilanciarsi militarmente in maniera efficace perché, a parte il richiamo di 300.000 riservisti, perché all'inizio aveva carenza di truppe di fronte alla mobilitazione totale che hanno fatto gli ucraini, ma poi la Russia continua ad arruolare 30-35.000 volontari ogni mese, che vuol dire che non manda a morire soldati raccolti, arruolati a forza a calci come fanno gli ucraini, come vediamo questi video dei reclutatori che prendono la gente per strada, che si nasconde nelle cantine per non farsi arruolare. I russi vanno a combattere
mandano a combattere dei volontari ben pagati, ben addestrati, che scelgono di combattere per la Russia. E questo vuol dire avere un impatto sociale, anche delle perdite, molto inferiore. Tra l'altro in Russia ogni caduto in Ucraina è un eroe, ci sono benefit importanti per le famiglie dei caduti, per i veterani che tornano a casa. Quindi io credo che la Russia abbia gestito molto bene il recupero dagli errori iniziali di valutazione fatti quando cominciò la guerra. L'Ucraina invece ha esaurito le risorse, quindi oggi questa guerra è militarmente finita nel novembre 2023, quando gli ucraini hanno fallito la loro grande controffensiva che doveva riportare le truppe di Kiev sul Mar Nero, sul mare d'Azov, occupare Berdyansk. Fallita quella controffensiva, l'Ucraina doveva cominciare a negoziare la pace, perché in quel momento ha perso la guerra e da lì in poi ha solo continuato a perdere truppe, denaro, armi, munizioni, vite soprattutto, per una guerra che era già perduta. Se avesse negoziato allora avrebbe perso molto meno di quello che oggi i russi gli chiedono. E se oggi l'Ucraina non accetterà le concessioni territoriali, perderà fra 6 mesi, dovrà perdere molto di più di quello che oggi Putin pretende. Però intanto sono passati 2 anni e in questi 2 anni non c'è stato il collasso del fronte e l'arrivo dei russi a Kiev. No, ma i russi non credo che arriveranno a Kiev. L'obiettivo dei russi è stato molto ben definito già nel settembre 2022. La Russia pretende l'annessione di 4 regioni, oltre alla Crimea che è già occupata dal 2014 e già annessa con un referendum. Nel settembre 2022 i russi fecero dei referendum autoreferenziali ovviamente a Kherson, Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia, approvando l'annessione alla Federazione Russa di questi territori. Questo pretende la Russia per negoziare un trattato di pace, per chiudere il conflitto. Pretende che l'Ucraina non entri nella NATO, che non ospiti basi o truppe di paesi della NATO, che non disponga di armi offensive per colpire in profondità la Russia, che venga denazificata, che vuol dire togliere di mezzo formazioni politiche, dal governo ovviamente, formazioni politiche, ma anche leggi, provvedimenti che sono antirussi, come la legge che vieta di parlare in russo. Allora, oggi su queste basi Trump è d'accordo con Putin. Trump cerca di convincere gli europei ad accettare queste condizioni. C'è un margine di negoziato, ovviamente ci deve essere. Trump ha fatto presente a Zelensky che sarebbe anche ora che si sottoponesse a elezioni, perché nel maggio 2024 è scaduto il mandato di Zelensky. Io sono convinto che gli anglo-americani abbiano già deciso di rimpiazzare Zelensky col generale Zaluzny, che venne mandato principale rivale di Zelensky come capo delle forze armate, proprio per questo venne mandato a fare l'ambasciatore a Londra. Adesso è apparso con un articolo e un servizio fotografico molto glamorous su Vogue, e questo credo voglia dire che gli anglo-americani si preparano a sostituire Zelensky con Zaluzny, però questo lo vedremo. Oggi il problema vero è l'Europa, che è consapevole del fatto che la sconfitta dell'Ucraina, perché l'unico statista in Europa che ha un minimo di lucidità e anche, voglio dire, di senso di responsabilità, è Viktor Orbán, che qualche giorno fa ha detto: i fatti sono questi, gli ucraini hanno perso la guerra, i russi l'hanno vinta. Il problema è quanto ci metteranno i leader europei a comprendere questo e ad accettarne le conseguenze, e questo è il vero punto. E Orbán, tra l'altro, ricordo, è stato insieme a Papa Francesco l'unico europeo che ha cercato di porre fine a questa guerra, cercando di lanciare un negoziato nel 2024, prima delle elezioni negli Stati Uniti. Detto questo, ecco, questo è il punto. Per gli europei il problema qual è? Che è lo stesso di Zelensky, che l'ha resa la sconfitta dell'Ucraina con la cessione di territori, vuol dire per Zelensky perdere la poltrona. Però credo voglia dire perdere la poltrona anche per molti leader europei. Penso a von der Leyen, penso a Merz, penso a Starmer, penso a Macron, che infatti a Washington hanno continuato a parlare di una tregua che non ci sarà, hanno continuato a parlare di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, hanno continuato a negare che si possono cedere territori. I territori sono già ceduti, i russi occupano
oggi il 20% del territorio ucraino, quindi non si tratta di regalarglieli, come dice Zelensky. I russi li hanno già presi. La domanda è: quante possibilità ha l'Ucraina di riconquistare i territori perduti? Nessuna. Quante possibilità ha l'Ucraina di non perdere altri territori se la guerra continua? Nessuna. E quindi questa guerra, nell'interesse anche dell'Ucraina, va finita oggi per non perdere di più domani. Il problema è che questo vuol dire giocarsi il posto per molti leader europei, che sono quelli che ci hanno detto che le forze ucraine stavano sbaragliando i russi, che i russi combattevano coi badili, che rubavano i microchip dalle lavatrici degli ucraini per metterli dentro i missili, i draghi che ci raccontavano che le sanzioni stavano mandando al collasso le forze armate russe, i servizi segreti britannici con quei bollettini di propaganda che non erano fatti dai servizi segreti ma dalla propaganda del Ministero della Difesa. Ci dicevano già nell'aprile 2022 che i russi avevano finito i missili e ogni notte arrivano centinaia di droni e di missili sull'Ucraina. Oggi tutto questo castello di sciocchezze che ci hanno raccontato in questi 3 anni e mezzo la nostra propaganda, non quella russa, la nostra, occidentale, europea, italiana, i media e la politica italiana, tutta questa roba, nel momento in cui l'Ucraina crolla e perde la guerra, finisce nel bidone della spazzatura e col rischio che ci finiscano anche tutti quelli che l'hanno sostenuta, che l'hanno portata avanti anche a livello politico. Allora a Washington c'è questa resistenza, sembrano, degli europei ad accettare una sconfitta che è ovviamente anche la loro. Allora si dice dobbiamo dare garanzie di sicurezza all'Ucraina. Attenzione, garanzie di sicurezza all'Ucraina sono solo una cosa, e cioè dire ai russi: se tornerete a invadere l'Ucraina dopo gli accordi di pace, dovrete fare i conti con i soldati dei paesi che offrono garanzie all'Ucraina. Offrire garanzie all'Ucraina vuol dire mettere a disposizione i nostri militari, i nostri mezzi, carri armati, aeroplani, italiani, francesi, tedeschi, dei paesi che lo vorranno fare, e dire: siamo pronti a tornare a venire in Ucraina a combattere al fianco degli ucraini contro i russi. Queste sono le garanzie. C'è qualcuno in Europa, qualche statista disposto a offrire queste garanzie? E anche se qualcuno fosse così folle da proporle, c'è qualche Parlamento in Europa pronto a ratificare una proposta del genere? E se domani i russi vengono a vedere il nostro bluff, siamo davvero disposti a mandare la brigata Folgore a combattere in Ucraina? O le truppe francesi o tedesche, la Germania e l'Italia hanno detto finora che non manderanno truppe in Ucraina, e allora di quali garanzie parliamo? Queste sono le domande a cui il vertice di Washington non ha risposto. Senti, stamattina la BBC fa un'analisi in cui dice: gli americani tutto sommato hanno la possibilità di uscirsene in bellezza, perché le loro garanzie potrebbero limitarsi semplicemente a dire: vabbè, tanto noi vi forniamo l'intelligence con i satelliti, ma i soldati ce li mette qualcun altro. Oppure molto semplicemente gli americani possono dire: sì, sì, va bene, noi continuiamo lo sforzo logistico perché vi forniamo le armi e le paga la NATO. Tra l'altro ieri Trump si è prodotto in uno show a favore dei missili Patriots, che è stato uno spottone alla tecnologia americana. Allora la domanda è: le domande sono 2. La prima: i russi fanno davvero tutta questa paura militarmente parlando? Cioè, se loro decidessero di prendere l'Ucraina e noi davvero dovessimo vedere questo bluff, in 3 giorni arriverebbero ad abbeverare i carri armati alle fontane di Piazza San Pietro, per aggiornare un'espressione di San Giovanni Bosco. Secondo, gli americani, loro che gioco fanno? Cioè, loro, se garantiscono ovviamente l'ombrello nucleare, è chiaro che a quel punto è anche una vittoria politica da un punto di vista politico, dal punto di vista di Zelensky, ma non mi pare che Trump si sia spinto a fare promesse di questo genere. Quindi loro che vogliono? No, allora gli americani abbiamo capito chiaramente in Alaska che il conflitto in Ucraina va risolto, sì, perché è un ostacolo è un sassolino nella scarpa che ostacola la piena ripresa delle relazioni bilaterali russo-americane.
I russi e americani hanno una marea di scenari, di questioni aperte, di dossier da gestire, economici, strategici, energetici. L'America ha bisogno di negoziare con la Cina, con l'India, con la Corea del Nord, con l'Iran, che sono tutti alleati di ferro della Russia. Per questo Trump ha bisogno del buon rapporto con Putin, soprattutto oggi che dopo le minacce di Trump di super dazi a cinesi e indiani, cosa hanno ottenuto? Che India e Cina sono tornate a essere amiche quando fino a ieri erano rivali, e tutti insieme sono con la Russia contro gli americani. Oggi Trump ha bisogno, l'economia americana ha bisogno di un buon rapporto con Putin, anche perché il problema per gli americani non era che gli indiani e i cinesi comprino energia in grande quantità dalla Russia, il problema è che la pagano in rubli, in rupie e in renminbi indiani, non la pagano in dollari. Quello è il problema. Tutta la questione dei rapporti con i BRICS, che continuano ad aumentare di numero e a commerciare evitando di usare il dollaro, sta mettendo in forte difficoltà Trump, e lui ha bisogno di un buon rapporto con Putin. Allora questi sono i dossier importanti. L'Ucraina è un fastidio che va risolto. Gli americani come lo risolveranno? Intanto hanno già detto, si sono già chiamati fuori dalle forniture di armi gratuite all'Ucraina. Una volta che gli americani hanno fatto l'accordo con l'Ucraina per lo sfruttamento delle risorse energetiche, delle minerarie soprattutto, l'America si è già assicurata il recupero del denaro che finora ha speso per armare l'Ucraina. Però l'America ha detto che non darà più una lira agli ucraini, oppure fornirà armi che la NATO pagherà, cioè che i paesi europei pagano già, che verranno poi fornite all'Ucraina. Ieri Zelensky ha detto: voglio ordinare 90 miliardi di dollari di armi americane. E chi le pagherà? Noi. Già ci sono 10 miliardi di dollari divisi in 20 pacchetti da $0,5 miliardo l'uno, che i paesi europei stanno acquisendo per fornire armi all'Ucraina. Il primo l'ha finanziato l'Olanda, il secondo Danimarca, Svezia e Norvegia, il terzo sembra la Germania con un altro paese che ci metterà qualche cosa. Zelensky si prepara a ordinare 90 miliardi di armi americane, che vuol dire fare ricchi i produttori dei Patriot e di altri sistemi d'arma, pagando con gli euro nostri. Quindi l'Europa, invece di spendere denaro per arricchire e per far lavorare le nostre industrie della difesa europee, che danno da lavorare a maestranze europee, che sviluppano tecnologia e know-how europeo, spenderemo i nostri pochi soldi, a debito magari, per finanziare le industrie della difesa americane con cui armeremo gli ucraini. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ma detto questo, non c'è nessun paese europeo che è disposto ad andare in guerra contro la Russia, ma non perché la Russia arriverà alla Fontana di Trevi, perché la Russia non ha nessun interesse ad attaccare e invadere l'Europa. Poi scusate, fa fatica a prendere il Donbass con 700.000 soldati, per invadere l'Europa dovrebbe averne 5 milioni. E poi a che pro? Cioè la Russia non ha nessun interesse a invadere territori dove la popolazione sarebbe ostile, perché poi ci devi mantenere dentro centinaia di migliaia di poliziotti, cioè non ha nessun senso l'idea della Russia che invade l'Europa. Quello che ha senso è che la Russia possa esercitare pressioni militari, ad esempio verso quei paesi che maltrattano, negandogli i diritti, le minoranze russe, che sono minoranze molto forti, come avviene nei paesi baltici, ad esempio. Il fatto è che la Russia oggi non è una minaccia militare perché invaderà l'Europa. Oggi l'Europa, che si è messa a fianco dell'Ucraina contro la Russia, ha paura della Russia per una semplice ragione, perché la Russia è in grado di combattere e vincere battaglie sopportando, se vogliamo dare retta ai dati di media zona, più di 120.000 morti in 3 anni. C'è un paese europeo che potrebbe sopportare anche solo 1.000 caduti in 6 mesi? Io credo di no.
Nessun paese europeo oggi potrebbe sopportare a livello politico e sociale anche solo 1000 caduti nei combattimenti contro i russi in Ucraina. Primo, perché non c'è più la concezione della guerra e delle perdite da noi, abbiamo rimosso questo concetto. Decisamente. Secondo, perché non mi pare che ci sia qualcuno che ritenga che valga la pena oggi, che abbia un senso per gli interessi nazionali mandare i nostri ragazzi a morire per Zelensky o per salvare la sua poltrona o per una guerra comunque già perduta. Quindi non c'è un consenso popolare, nessun leader europeo ha un consenso popolare vero nel sostenere la guerra. Figuriamoci nel mandare proprie truppe a combattere. E poi diciamoci una cosa che nessuno vuole dire, ma non c'è un esercito europeo che potrebbe sostenere una guerra sul campo, in trincea in Ucraina, per più di qualche settimana prima di finire le munizioni. E questo bisogna dirlo. Quindi se non siamo in grado di combattere, se non abbiamo la capacità, la volontà di combattere, invece di parlare di garanzie di sicurezza, cerchiamo di parlare di chiudere la guerra, ritornare a un contesto di pace e di sicurezza lungo tutta quell'area dell'est Europa e ritornare ad avere un rapporto buono fra europei e russi. Così chiudiamo qualunque contesa che potrebbe portare a nuove guerre. Senti, però io ho una domanda finale, visto che tu dicevi la Russia è molto attenta a difendere le minoranze russe. E allora i Balcani? Beh, nei Balcani non ci sono minoranze russe, però nei Balcani noi vediamo la contraddizione importante, no? Oggi si dice che non si può pensare di accettare che l'Ucraina perda dei territori perché è inaccettabile che che sia una guerra, che si usi la forza per modificare i confini. La NATO non ha fatto la stessa cosa nel 99 col Kosovo? Non abbiamo strappato alla Serbia una sua provincia, il Kosovo facendola diventare uno Stato che oggi vuole entrare nella UE e nella NATO? Cioè noi abbiamo stabilito delle regole che noi europei, noi occidentali possiamo fare quello che vogliamo, in particolare gli americani. Tutti gli altri devono rispettare le regole imposte dalla comunità internazionale, quindi dall'Occidente. Cioè, il Kosovo è un esempio eclatante di violazione di ogni norma del diritto internazionale, ma perché l'attacco all'Iraq nel 2003 perché aveva armi di distruzione di massa che in realtà non aveva e che in ogni caso con quale principio una potenza nucleare, anzi due, Gran Bretagna e Stati Uniti, attaccano un'altra nazione dicendo che potrebbe avere o ha armi di distruzione di massa. Le avete anche voi le armi di distruzione di massa. Eppure si è fatto l'invasione dell'Iraq. Allora l'Europa ha avuto gli attributi per opporsi, ricordo la Francia e la Germania, molto duramente. Oggi un'Europa invertebrata si è allineata a Biden e oggi si ritrova a essere presa a schiaffi da Trump. Chiedo solo questo, una riflessione. Cosa sarebbe successo se l'Europa avesse detto a Biden fuori dalle scatole, non venite a rompere le scatole ai russi qui da noi, già ai tempi del Maidan, perché per noi il gas russo è strategico per la nostra economia. Cioè se l'Europa si fosse messa di traverso a Biden invece di appecoronarsi come dei servi, noi oggi sai cosa avremmo? Avremmo un rapporto splendido con Trump, perché ci riconoscerebbe il fatto di aver ostacolato la strategia del suo antagonista, e avremmo un ottimo rapporto con la Russia, non avremmo paura dei dazi perché non avremmo la crisi economica che abbiamo, avremmo mantenuto la nostra superiorità industriale grazie all'energia a buon mercato. Cioè, quante cose avremmo guadagnato evitando di appecoronarci a Biden? Queste sono le valutazioni che dobbiamo fare pensando al futuro. Tutto il resto mi pare che sia aria fritta. E io non vedo altre prospettive se non cercare oggi di recuperare una dignità che in Europa è ormai perduta, e si vede anche da come ci trattano sia i russi che gli americani, che sono accomunati dal disprezzo totale nei confronti degli europei. E purtroppo le cose stanno proprio così. Grazie Gianandrea. Grazie a voi come sempre. I'm digging on you now, baby, yeah. Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah.
digging on you now, baby, yeah. Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah. Wait a minute. Every time I walk down the street with you, ooh, I'm as proud as a girl can be. Just to know that you are mine, and know that good loving belongs to me. In the presence of all my friends, you stood there holding my hand, and you promised me faithfully that you would be mine. Only man, yeah. Are you digging on me? Yeah. I'm digging on you now, baby, yeah. Do you want a little bit of my love? Yeah. Wait a minute. Play it for me, little people. In the presence of all my friends, you stood there holding my hand, and you promised me faithfully that you would be my only man, yeah. Are you digging on me? Yeah. I'm digging on you now, baby, yeah. Do you want a little bit of my love? Yeah. Wait a minute. Your love is super. Yes, it is. Yes, it is. Your love is super. Are you digging on me? 'Cause I'm digging on you. I'm just trying to tell you. I'm just trying to tell you. Wait a minute. Buongiorno Antonino, a te la linea. Oh, ben trovata cara Sveva, ben trovata. Avete visto, abbiamo fatto il cambio dei macchinisti e quindi adesso Sveva è con noi. Vediamo un momento se magari riesci a vedermi adesso e se magari riesco ad apparirvi in video. Chi lo sa, vediamo un momento. Siamo fiduciosi. Andiamo un po'. Eccolo qua. Ci sarà? Chi lo sa? Sveva, tu mi vedi? Sì, ti vedo, O un no? secondo soltanto che ti aggiusto e ti mando in onda. Sì. Vediamo un po' se Sveva riesce a vedermi. Io sto cercando di apparire, ma dovrei essere, insomma, io mi vedo, anche se vedo che l'immagine è un po'... Ecco qua. Attenzione, è comparsa la mia faccia, signore e signori. Però questa chroma key non ci aiuta, niente, fa proprio schifo questo programma, niente, lasciamo perdere. Lasciamo veramente perdere. Ormai Tutto... il video va, ma rimane in frame. Sì, no, ma non è assolutamente in grado di dare i risultati che prometteva, anzi credo proprio che lo toglierò questo programma per la chroma key. Senti, niente, allora, cara Sveva, intanto buongiorno e ben trovata. Direi che possiamo aprire i nostri bellissimi telefoni allo 0292947222 se avete voglia di dire la vostra, naturalmente, e vi attendiamo con le vostre uscite e con le vostre osservazioni. Com'è andata allora? Che cosa ne pensate di quello che ha detto Gian Andrea Gaiani e che cosa ne pensate di quello di cui abbiamo discusso? Insomma, non è una cosa facile. Intanto però abbiamo qui l'ADN Kronos, morti per il taser, Piantedosi non si strumentalizzi il cordoglio. Il ministro dell'Interno, no all'ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell'ordine.
Il profondo cordoglio per il decesso di 2 persone dopo che era stato usato su di loro il taser non deve essere strumentalizzato al solo fine di portare avanti l'ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell'ordine. E il richiamo che arriva oggi, martedì 19 di agosto, dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'autorità giudiziaria farà accertamenti e valutazioni, ma, ammonisce Piantedosi, nulla può mettere in discussione la professionalità, l'equilibrio, l'impegno delle forze di polizia. Nei 2 casi specifici si tratta di carabinieri intervenuti in altrettante situazioni estremamente difficili e rischiose. Non dobbiamo portare loro rispetto solo quando sono loro stessi a rimanere vittime in queste situazioni. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono ancora Marco da Mantova. Marco carissimo, dimmi. Solo per aggiungere una cosa che stamattina mi è sfuggita, che è proprio in tema con la bellissima intervista a Gianandrea Gaiani, che Grazie. dovrebbe essere mandata mattina e sera, perché ha il coraggio, la lucidità e la competenza, essendo un ex generale, se non ricordo male, di dire le cose come stanno in assoluta chiarezza, comprensibile da tutti, da chi ha la plurilaurea a quello che ha la terza elementare, non la quinta, la terza. L'unica domanda che io mi pongo, e poi ti lascio spazio agli altri, è questa: ma siamo sicuri che Zelensky accetterà alla fine? Perché io credo che in virtù del battaglione Azov e dei nazionalisti ucraini, se lui dovesse mollare e accettare la pace, questi qua gliela farebbero pagare, perché lui è andato avanti 3 anni, secondo me sapendo di non poter vincere, perché non poteva vincere. La Russia ha 1.200.000 soldati, l'Ucraina ovviamente per ovvie ragioni ne ha molti di meno, ed era molto meno armata tecnologicamente, come ha spiegato Gaiani. Questi qua gliela farebbero pagare, perché lui ha illuso gli ucraini addirittura di riuscire a vincere sulla Russia. Quindi io non sono sicuro che accetterà comunque le condizioni che ormai sono quelle che gli hanno offerto, comunque gli ha preordinato Trump, che ha le sue ragioni, perché ricordiamoci il Make America Great Again, ricordiamoci che Trump fa l'interesse degli americani, e Gaiani ha spiegato tutto perfettamente. Ho rubato anche troppo tempo. Ciao Antonino, grazie. Ma no, guarda, tu sei sempre benvenuto come tutti quelli che chiamano in questa trasmissione, per cui figurati, non si ruba mai tempo quando si ragiona di quello che accade, quando si ragiona di queste cose che sono cose estremamente serie e riguardano tutti noi. Ma gli Azov, tutte queste robe qua, alla fine della fiera Zelensky sa che il suo destino politico ormai è finito. Lui chiuderà questa guerra nel bene e nel male e verrà battuto alle elezioni presidenziali, o probabilmente non si ripresenterà più, e verrà eletto qualcun altro al posto suo, molto semplicemente. L'Ucraina avrà poi le sue vicende storiche e il suo futuro. Lui si è impantanato in questa guerra esattamente come ci si è impantanata la Russia, semplicemente perché in origine è stato il modo appunto di tentare la difesa, di tentare di rispondere a un'invasione. Dall'altro lato si è giunti a una situazione di stallo che ha ricordato molto, almeno a me, gli assalti alla baionetta che facevano i nostri ragazzi nella prima guerra mondiale, cioè battaglie, attacchi, combattimenti che però poi portavano a che cosa? A conquistare 10 metri in più di terreno, 20 metri di terra di nessuno, 50 metri, e poi dopo per ottenere cosa? Questa guerra mi sembra un gigantesco stallo che si è trascinato a lungo fino a quando poi i russi hanno cominciato a avanzare, sia pure molto lentamente, sia pure con la tattica del rullo compressore, quello che volete, però hanno cominciato, e questo è un dato di fatto, ad avanzare, a conquistare terreno. Non hanno certamente conseguito quella vittoria schiacciante che speravano
almeno nelle loro intenzioni iniziali, però è altrettanto vero che, come dice Gaiani, tra 6 mesi, se questa guerra andasse avanti, probabilmente chissà se avrebbero ancora, diciamo così, se avrebbero ancora personale da mandare in prima linea come carne da cannone durante la guerra, ma soprattutto, oltre a questo, c'è da chiedersi se tra 6 mesi dove sarebbero i russi e quali sarebbero le loro eventuali richieste in questo caso. Bisogna essere realisti. Qui si tratta di scegliere se perdere o straperdere. Perdere significa chiuderla qua, cedere dei territori e cercare di tenere in piedi quell'80% di territorio ancora libero, che è una democrazia seppur imperfetta, piegata dalla corruzione, piegata da tutta una serie di problemi, e però cercare di avere un futuro politico, non del singolo, ma del paese. L'altra alternativa è continuare fino a quando il fronte collasserà, fino a quando, malgrado le armi e malgrado tutto, non si troverà più chi le vorrà manevrare, chi vorrà andare a combattere, e alla fine collasserà il paese, collasseranno le sue istituzioni, collasserà Zelensky e finirà così. È vero che gli ucraini hanno un forte senso nazionalista. Ecco, ieri c'è stato un ascoltatore che ha telefonato e ha detto a Giulio, ha fatto una serie di osservazioni a Giulio Cainarca in Onda Libera. Giulio ha detto, dice no, se fai la replica perdiamo, ci mangiamo troppo tempo, per cui... Però l'osservazione che io faccio è che davanti, cioè c'è un libro di Paolo Rumiz che vorrei tanti avessero letto quando si parla di Ucraina, ed è Trans-Europa Express. Trans-Europa Express è un libro, se non sbaglio edito da Feltrinelli, comunque se fate una ricerca su Google lo trovate, in cui lui racconta un viaggio fatto dalla Finlandia, costeggiando tutta la Polonia, tutti i paesi slavi, quindi lungo il confine russo sostanzialmente, fino ad arrivare a Kiev. E lui racconta questo episodio molto significativo perché Paolo Rumiz, che è triestino, ma è di cultura slava ed è un profondo conoscitore della cultura slava, lui racconta che praticamente, sapendo bene il russo, è arrivato in Ucraina, è sceso dal treno, doveva prendere l'altro treno per arrivare fino a Odessa ed è andato a fare il biglietto in biglietteria e si è rivolto alla bigliettaia in russo. E quella gli ha risposto di andare a farsi fottere lui e la fottuta lingua dei russi. Non è stata molto fine la ragazza, Rumiz peraltro non meritava l'insulto perché è un fior di giornalista, tra l'altro ne approfitto per esprimergli la mia stima qui pubblicamente, però siamo sempre lì, cioè c'è un'identità nazionale ucraina, c'è un campanilismo ucraino, certamente sì, c'è un chiamalo nazionalismo ucraino, quello che vuoi, che non vuole essere ricondotto a vivere sotto la Russia. Ed è cosa? Quell'80% di territorio, se prendiamo per buono il fatto che comunque nel Donetsk e Lugansk ci sono delle forti minoranze russe, e quelli non vogliono vivere con Mosca, vogliono vivere come Kiev, vogliono vivere come paese libero. Allora la domanda è, caro Volodymyr Zelensky, cosa si fa? La chiudiamo qua, tu finisci battuto, ma bene o male garantisci un futuro più o meno ai bordi o ai margini dell'Occidente per quella parte di Ucraina? Oppure cosa si fa? E tante volte sono le scelte personali che finiscono per prevalere su quelle di un popolo, ma lo statista vero, quello che resta nei libri di storia, è quello che antepone le necessità del suo paese a quello che può essere il suo sogno di gloria o la sua voglia di potere. È chiaro che il potere è una droga, è chiaro che il potere
è un eccitante, uno stimolante che non ha eguali in questa società. Però è altrettanto vero che alla fine tu devi scegliere o lui o l'Ucraina. E alla fine io credo che Zelensky forse sceglierà l'Ucraina, forse. Poi sai, tutto può succedere, tutto può accadere, tutto... Io fino a quando non vedo il trattato firmato con l'inchiostro asciutto non ci credo, detto tra noi. Però, sai, lo scopriremo solo vivendo, se posso citare Lucio Battisti. Quindi, caro Marco, è questo il punto ed è questo, secondo me, il tema di riflessione. Comunque, se vi capita, veramente vi suggerisco questo libro di Paolo Rumiz, Trans Europa Express, molto interessante anche per conoscere l'anima del mondo slavo, quello che per noi erano una volta i paesi dell'est e che di fatto noi non conosciamo affatto. È un libro molto interessante, è un bellissimo diario di viaggio che è anche un bellissimo libro, se vogliamo, per certi versi di formazione, perché in ogni caso ogni viaggio ci forma, da ogni viaggio ne usciamo sempre un po' cambiati e vi invito veramente a fare questa lettura e ad apprezzarlo perché merita sicuramente il vostro tempo e merita sicuramente le vostre letture. E poi è il grande vantaggio di poter viaggiare stando fermi, che dai tempi di Proust è uno dei grandi piaceri che ognuno di noi può sperimentare attraverso la letteratura. Le 13, 28 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Capitaneria di Porto. Ancora un'occhiata alle agenzie. Botulino, seconda vittima in Sardegna, e Valeria Sollai, anche lei aveva mangiato il guacamole alla Fiesta Latina, la 62enne che come la 32enne morta l'8 agosto aveva mangiato la salsa messicana allo stesso evento, era ricoverata da settimane al Policlinico di Monserrato. USA Open, Sinner va verso il ritiro dal doppio misto, ora il recupero è la cosa più importante. Ancora una super torre romana sul Danubio, l'ultima scoperta sulle guerre di Marco Aurelio. Pippo Baudo, la benedizione del feretro al Teatro delle Vittorie, tra gli applausi e la commozione. Andiamo un po' giù, vediamo che altre notizie abbiamo. Lukaku, brutte notizie per il Napoli, lesione di alto grado, si valuta, scusate un attimo che risalgo nella finestra, cosa si valuta? Dai, si valuta l'intervento chirurgico, quindi c'è anche questo per chi segue il pallone, fate un po' voi. Andiamo a dare un'occhiatina anche all'Aggi, in attesa che si facciano le 13:30, dopodiché pausa, ascolteremo la Mosca Zezé, Todos tenemos un amor del 2001 e a seguire il mercatello. Di che cosa parleremo oggi? Dell'Interrail, signore e signori, niente proprio di meno che nelle estati del passato permetteva a tanti, e permette ancora, di girare l'Europa in treno spendendo 4 soldi. Pausa, la Mosca Zezé e a tra poco. Esta mierda ha caído. Toma, por idiota, ya no vengas a fregar. Vamos, vamos. Casi amante, casi amiga, casi todo, casi loca. Espera mi regreso como pocas, cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos. Para ella nada es demasiado y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos
siempre me estoy yendo con la musiquita. Dios me da y el amor me lo quita. Y voy tratando de vivir como un loco que perdió la cordura de a poco. Voy colgado de todos los focos, esperando ver su luz. Amanece que no es poco, ella loca, yo tan loco. Ojalá que en la próxima vida ella sea mi mujer. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Ay, ay, ay. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 13:34 minuti e 37 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Apriamo il telefono come sempre 0292947222. Ormai io sto andando praticamente fuori giri e se volete ci potete scrivere al 340 670 9659. Vediamo un po' se stavolta la condivisione schermo funziona, perché vi voglio mostrare il mercatello, e il mercatello oggi di Capitaneria di Porto ci parla dell'Interrail. Che cos'è l'Interrail? Perché esiste ancora? Beh, ve lo voglio raccontare. Ecco qua la stampa, siamo nel 1983, siamo a giugno del 1983 e in particolare andiamo a zoomare qui, eccolo qua, giovani viaggiatori attraverso l'Europa, come visitare un paese straniero con spirito di avventura, per la prima volta da soli, vacanze all'estero, gli indirizzi nello zaino, e negli indirizzi c'è anche l'Interrail, eccola qua. È possibile viaggiare un mese intero, le ferrovie rilasciano l'Interrail, una pratica tessera mensile a percorrenza illimitata. I biglietti in più si pagano la metà. L'Interrail si presta a qualche trucco, c'è chi, non avendo i soldi per l'albergo, con calcoli accurati dorme per metà notte su un treno che parte e l'altra metà su un treno che rientra. Al mattino ci si ritrova nella stessa città da dove era partito, risolto il problema del pernottamento in modo un po' disperato. In qualsiasi agenzia di viaggio si possono poi fare i biglietti ferroviari BG, validi per tutta l'Europa, costano in media un 20% in meno di quelli ordinari. Benedetto Dio, ma se io devo prendere un treno da Roma a Milano per dormire metà notte, poi da Milano a Roma per dormire il resto della notte e tornarmene a casa l'indomani, cioè veramente, mamma mia, poveri noi, vorrei ben dire, insomma.
Andiamo a mercoledì 2 agosto del 1989, sempre sulla Stampa. Gente che viene e che va, 100 modi di fare vacanza, 100 modi per andarci, gli under 26 della rotaia. E allora vedete che alla fine degli anni '80 l'Interrail era una realtà ormai consolidata. L'idea è romantica, molto poco frenetica, con un vago sapore di altri tempi, viaggiare in treno lungo le calme rotaie d'Europa, liberi da cecchini affollati, lontani dalla faticosa ressa di aeroporti e autostrade, sollevati dalle ansie dell'autostop, sta sempre più divenendo il modo di viaggiare dei giovani. Eh già, perché c'era un tempo in cui la gente viaggiava in autostop, anche se c'era l'apposito divieto all'ingresso all'autostrada, tu li vedevi con questi cartelli che indicavano la direzione. Anche Carlo Verdone nel 1981 lo fa fare a Pasquale Ametrano con l'Alfa Sud, lui riparte dall'area di servizio, incrocia questi due autostoppisti che però quando aprono lo sportello e gli vedono i sedili di vacchetta e soprattutto la maglietta sollevata, diciamo così, ben sopra l'ombelico, sul petto villoso, preferiscono evitare, figuratevi anche gli effluvi. Le ferrovie strizzano l'occhio a questo immenso e rabondo pianeta, offrendo agevolazioni tariffarie tali da rendere appetibile l'avventura anche al più squattrinato studente. Abbandonarsi al ritmo costante del treno, incantarsi al passaggio di panorami in ordinato divenire, ma anche occupare interi scompartimenti con gli amici, cantare, mangiare, dormire, attendere l'alba programmando le tappe di un lungo viaggio per esercitare una sottile suggestione su decine di ragazzi. In questi giorni Porta Nuova, 2 agosto 1989, ha l'aspetto di una grande casba colorata. Sotto le alte volte s'aggirano gruppi di giovani carichi di sacchi a pelo, tende e zaini. Partono verso mete lontane, a lungo studiate nei mesi invernali alla ricerca di vacanza, ma anche di esperienze, incontri coi coetanei di altre culture, differenti linguaggi. Quasi tutti viaggiano col biglietto riservato agli under 26, una felice iniziativa che consente di usare i treni di tutta Europa nell'arco di un mese spendendo 312.000 lire, che sono anche un sacco di soldi. Paolo Faccelli ha 20 anni, uno zaino rosso immenso, legge l'orario ferroviario aspettando che i due compagni di viaggio lo raggiungano. Li attende Amsterdam, quale prima tappa di una peregrinazione che li porterà a Copenaghen, Londra, Scozia, 6-7 mila chilometri di rotaio, un camel adventure ferroviario che accende aspettative, movimenta racconti. Appena sbarco ad Amsterdam, spiega il ragazzo fresco di maturità classica, mi fionda al museo Van Gogh. Andare in quella città senza far tappa in quel museo è un delitto che ho già commesso 2 anni or sono e che non voglio ripetere. Un bel programma culturale fatto di pinacoteche, musei, luoghi storici di giorno, ma la notte sarà dedicata ai pub o ai concerti dei festival del jazz in Scozia. Nella capitale danese saranno raggiunti da altri 4 amici, così saremo un intero scompartimento. Una piccola comitiva che dovrà amministrare il denaro, scegliere gli ostelli, preparare i pasti, una prospettiva che entusiasma il ragazzo. Questo è un modo intelligente di viaggiare. Sei solo all'estero, devi svegliarti, puoi maturare. Pensate un po' voi. Siamo nel 1992, la stampa del venerdì 31 di luglio lancia l'allarme. La mitica tessera ferroviaria per i giovani europei under 26 rischia di essere soppressa. A fine agosto ci sarà il primo raduno di questi avventurosi viaggiatori con lo zaino. Bari li ha adottati. Interrail, la libertà è un treno. In un libro regole, trucchi del turismo alternativo. Poi la tessera non è stata soppressa perché, come vedete, esiste ancora. In Europa gli Interrailmen sfruttano da anni una possibilità, il biglietto ferroviario a costo fisso, 390.000 lire, con validità di un mese senza limiti di chilometraggio. Si viaggia liberamente sulle linee nazionali di Bulgaria, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Lussemburgo. La maggior parte delle ferrovie svizzere, Romania, Grecia, Irlanda, Portogallo, Germania, Danimarca, Ungheria, Jugoslavia, in teoria ora, Olanda, Norvegia, Austria, Marocco, Polonia, Spagna, Svezia, Belgio, Francia, Turchia, Finlandia.
Sui traghetti in alcuni casi il transito è gratuito, sugli altri ci sono sconti dal 30 al 50%. Unico limite, occorre aver meno di 26 anni, ma il 92 dovrebbe essere l'ultimo in cui la mitica tessera è venduta dalle 25 ferrovie. Pomo della discordia è la ripartizione degli introiti. Il pericolo esiste, ma per fortuna non è stata ancora pronunciata la parola fine, che infatti non venne pronunciata. Per chi ama viaggiare in libertà ed economia, con l'Interrail o no, c'è una guida, costa 1.000 lire. È la guida turistica più economica, si intitola Interrail Man, manuale per chi viaggia in treno, edita da Stampa Alternativa, in quella collana di letteratura e saggistica che prende il nome dal prezzo, 1.000 lire. Non descrive i luoghi da viaggiare, ma insegna a viaggiare liberamente e con pochi soldi. È persino un po' sprezzante verso il turista medio. Ride e profuma, siede in un ristorante, compra inutili souvenir, scatta centinaia di fotografie. Chi ha compreso i pregi dell'Interrail fa tutto il contrario ed esalta il viaggio solitario, è forse la forma più virtuosistica. Viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare, disse Robert Louis Stevenson. E Luca Conti concede consigli in base all'esperienza personale. Le istruzioni per l'uso sono in parte legate alla logica di questo tipo di viaggio, dove dormire all'addiaccio, acquistare cibo nei supermercati, documenti, medicinali, prezzi, tattiche di comportamento, tipologia delle stazioni, ma offre anche tecniche utilizzabili in generale, preparazione del bagaglio, guide, libri, alimentazione. Curiosa per i vestiti la tecnica dell'espulsione graduale, ovvero portarsi una quantità sufficiente di abiti vecchi e sbarazzarsene quando sono sporchi. In certi paesi i vestiti si possono vendere, barattare e regalare. Wow! Ma voi avete viaggiato così con l'Interrail? Vi prego, raccontatemelo. 0292947222. Lunedì 14 luglio del 1997 la Stampa fa una paginata su Tutto Soldi sugli sconti per le vacanze in treno. Tra l'altro c'è già diciamo così, l'embrione dell'alta velocità, perché c'è l'Eurostar Italia e allora pensate che in quel tempo con l'Eurostar si poteva fare da Milano a Roma in 4 ore e 25 minuti. Ebbene sì, 4 ore e 25 minuti. Allora, vacanze in treno, ecco tutti gli sconti e si parla anche dell'Interrail, che come vedete non è stata cancellata. E allora, meno economico dell'autostop, ma infinitamente più sicuro, il treno è il mezzo più amato dai giovani con pochi soldi in tasca, ovvero tutti che vogliono girare l'Europa. I biglietti BJ consentono ai giovani fino a 26 anni di ottenere una riduzione di prezzo variabile dal 20 al 40% sulle tariffe standard, valgono per 2 mesi soltanto per la seconda classe, non sono utilizzabili su tutti i treni. Il sistema di gran lunga più amato per girare il vecchio continente però rimane l'Interrail. Sono carte di libera circolazione che consentono di viaggiare 15 giorni all'interno di un gruppo di paesi, prima era un mese, ora 15 giorni. L'estensione a più gruppi di paesi o ad altri 15 giorni di validità ha costi estremamente contenuti. Infatti viaggiare per 2 settimane all'interno di un gruppo di paesi costa da 400 a 440.000 lire. Usare liberamente le ferrovie per tutta Europa e per tutto un mese ne costa soltanto 650.000. Come si può notare dalle nostre tabelle, l'Interrail è conveniente a patto che non lo si utilizzi per effettuare un solo lungo viaggio d'andata e ritorno, appunto. Però. E poi chiudiamo con l'anno 2003, è sabato 9 di agosto del 2003 e la Stampa titola mestamente "Il tramonto delle vacanze on the road, una giornata al centro turistico studentesco, termometro delle tendenze degli universitari". In netto calo di vendite l'Interrail, il biglietto ferroviario che permette la libera circolazione sui percorsi e alle reti ferroviarie europee, considerato adatto a studenti fricchettoni e squattrinati che magari non si lavano per un mese e hanno voglia di dormire per terra e nelle stazioni, dice Grazia Musso, studentessa 25enne di Scienze delle Comunicazioni. Questi viaggi non fanno per me, io andrò col mio fidanzato in Sardegna, in un bungalow con piscina. Era proprio la fine di un mondo, cioè mentre negli anni '80 era qualcosa di figo fare l'Interrail, viaggiare, negli anni '90
è diventato qualcosa per dei fricchettoni che non si lavano spesso. Gustoso. Bene, chiudiamo il mercatello qui. Sveva, tu faresti l'Interrail? Sì, io assolutamente sì, a me piace tantissimo l'idea. Ci dovevo Ecco. andare, poi non sono riuscita per problemi logistici perché c'è stato il Covid e tutto, però in realtà ho fatto dei mini Interrail. Sì, e dove sei stata, Ibello, se non sono indiscreto? Figurati. Allora, praticamente una volta sono stata dal mio migliore amico che faceva un tirocinio a Lisbona, sono Sì, andata da lui qualche giorno e abbiamo deciso così dal giorno alla notte di farci una sorta di Interrail nell'Algarve, quindi la zona, no, meridionale del Portogallo. E quindi abbiamo preso zainetto in spalla e siamo andati la prima tappa, siamo andati a Lagos, però siamo riusciti a trovare una coppia di ragazzi che guidava e si chiama BlaBlaCar il servizio, non so se lo sì, conosci. che è tipo, sì, è tipo l'Uber. Esatto, e quindi abbiamo fatto un po' l'avventura questa cosa, che adesso non farei perché sono meno giovane e meno spensierata. Vabbè, meno giovane, Però in generale Madonna, dai. abbiamo preso, siamo andati appunto con questi 2 ragazzi, abbiamo diviso il viaggio fino a Lagos, poi abbiamo fatto una notte lì e poi siamo andati con il treno, appunto una sorta di piccolo Interrail, a Faro e ad Albufeira, che è bellissima, e ci siamo fatti tutte le scogliere, quindi abbiamo fatto 3, 4 giorni di Interrail e poi siamo tornati a Lisbona, è stato molto bello. Che meraviglia. Come sono i treni portoghesi? Antonio Tabucchi li descrive in maniera fiabesca nei suoi romanzi. Ma allora devo dirti che, ne ho visti 2 o 3 e in realtà erano più moderni di quello che mi aspettassi. Invece un altro che ho visto ma che non ho preso era, come lo descrivi tu, in legno. Oddio mio, coi sedili di legno, Madonna. No, Mamma era mia, tutto intorno in legno, le sedute erano ricoperte, però era appunto molto, molto spartano. di un po' di anni fa, ecco, però molto, molto bello devo dire, non trasandato, molto curato. Beh, sai, diciamo che oggi questi te li vendono con un prezzo abbastanza salato come treni d'epoca. E poi tu non lo sai, ma per tua fortuna non lo sai per motivi anagrafici, ma fino agli anni 70 in Italia c'erano ancora le vetture ferroviarie ex terza classe, perché la terza classe è stata abolita in Europa nel 1954 e le vetture di terza classe vennero, con mossa astuta dalle ferrovie riciclate, trasformandole in seconda. Come le trasformarono in seconda? Molto semplicemente, con la vernice nera coprirono uno dei numeri romani III, è diventato II seconda classe, ma gli interni sono rimasti di terza e la terza classe, qualcuno dei nostri ascoltatori lo ricorderà di sicuro, aveva i sedili esclusivamente di legno, non c'era alcuna seduta morbida. Gli interni delle vetture di terza classe erano esclusivamente in legno, puro legno, per cui o avevi, scusate l'espressione, un bel popò abbastanza morbido per starci seduto sopra, oppure ti dovevi portare il cuscino da casa. Nel 1964, quindi non è che stiamo parlando del Medioevo, ma 10 anni dopo la fine delle vetture di terza classe, 10 anni dopo che le ferrovie astutamente avevano cancellato un numero romano dai fianchi delle vetture, mio papà è andato da Palermo fino a Berlino su una vettura di terza classe riclassificata seconda. E cioè non era tanto la scomodità, ora qui entriamo in un'altra cosa. Non fu tanto la scomodità, quanto il fatto che la guerra fredda nel 1964 era una realtà vera, perché il treno, venendo dall'Italia, sapete che una volta nei vestiboli delle vetture di prima e di seconda classe c'erano delle cornicette in cui le ferrovie mettevano delle pubblicità. Il treno, siccome attraversava
l'Austria e poi attraversava per un lungo tratto la DDR, la Germania comunista, fino ad arrivare appunto a Berlino Ovest. Le ferrovie, il Partito Comunista aveva pagato una sponsorizzazione nella quale c'era questa pubblicità, nella quale c'era scritto in tedesco mai più divisi, e riguardava la Germania e il muro di Berlino. Quando il treno uscì dall'Austria ed entrò nella Germania comunista, prima di tutto perse la trazione elettrica, cominciò a essere trainato da una locomotiva a vapore, anno 1964. Pensate che l'ultima locomotiva a vapore in Italia è stata revisionata e reimmessa in servizio il 31 dicembre del 75. Pensate voi. Dalle officine di Pietrarsa a Napoli, che oggi sono il Museo delle Ferrovie dello Stato. Questo treno, quindi questo espresso che veniva da Palermo e andava a Berlino, cominciò a essere trainato dalla locomotiva a vapore. A ogni fermata salivano i Vopos, la polizia, quella della Germania comunista, chiedevano i documenti a tutti, ma soprattutto alla prima fermata dopo il confine con l'Austria, quando il treno entrò nella DDR, i Vopos appena saliti si accorsero delle pubblicità appunto contro la divisione della Germania nei vestiboli delle vetture. Non è che loro chiamarono il capotreno e gli dissero apri le cornicette e strappiamo sta roba, no. Col calcio dei fucili ruppero i vetri, strapparono i manifesti e li buttarono fuori dal finestrino. Questo per dire che delizia di paese fosse la Germania comunista nel 1964. Vabbè, vecchi ricordi. Questa non era un Interrail, ma era un viaggio che durava 3 giorni, niente di meno. 3 giorni di treno espresso in seconda classe, o meglio, in una terza riadattata a seconda. Va bene, le 13, 53 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Tra poco saranno le 13:54. Tra non molto chiuderemo la nostra trasmissione. Ci saluteremo anche oggi con un gran pezzo di Fausto Papetti, Bloody Mary del 1975, la raccolta del 1975. E che dire di più? Che domani ci ritroveremo Savasandir alle 8:30, sempre sulle nostre magiche onde di Radio Libertà per la rassegna stampa, e poi alle 10:30, 10:35 l'Onda Libera con Giulio Cainarca e questa prima puntata della supposta dell'Onda Libera. Vabbè, la supposta dell'Onda Libera. Possa Dio avere pietà della mia anima. E poi alle 12, come sempre, ci sarà di nuovo Capitaneria di Porto. Domani parleremo del conflitto in Medio Oriente. Difatti io tra poco ho appuntamento con l'ospite che ascolterete domani, un nostro amico che arriva da Israele, che domani vi presenterò. E poi naturalmente ci sarà tutto il resto, il mercatello, le vostre telefonate, i vostri interventi e così via. Allora, io direi che fattesi le 13, 55 minuti e 16 secondi, se voi non telefonate, a questo punto io mi avvierei a tirare le conseguenze di questa puntata. Diamo un ultimo giro di agenzie, soprattutto diamo l'ultima occhiata all'ANSA. L'Ucraina, Zelensky, a Washington un passo importante, Lavrov, Trump vuole arrivare alla pace. Ancora l'Ucraina, attacco russo nella notte, la CNN, il più pesante dal 31 luglio. L'addio, chiusa la Camera Ardente, il feretro di Baudo verso la Sicilia, domani i funerali a Militello. Il ministro Piantedosi, il taser è uno strumento imprescindibile. Le piogge monsoniche, in Pakistan sale a 706 il bilancio dei morti nelle alluvioni, 1000 feriti, 46 vittime in 24 ore, la regione del Khyber la più colpita. Web e social, YouTube, l'IA per individuare i bambini che si fingono adulti, test negli USA, gli utenti verranno avvisati se ritenuti minorenni. Con questo noi chiudiamo le 13, 56 minuti e 30 secondi.
Sveva, grazie per avermi accompagnato anche oggi in questa parte di trasmissione. Grazie a Io te. vi... Ah, figurati, you are welcome, come si dice in inglese. E che dire di più, che noi ci diamo appunto appuntamento domani alle 8:30 sulle magiche onde di Radio Libertà con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato Capitaneria di Porto.